Allora, siamo qua. Tanto mi stava raccontando questa cosa interessante, la spieghiamo bene ai nostri telespettatori dall'inizio. Ci spieghi bene, quindi, la deviazione delle piene, che è una cosa Ecco, importante. altro servizio che da qualche anno gli ingegneri dei consorzi hanno potuto sperimentare è la deviazione delle piene, cioè nel momento del bisogno, dopo l'evento eccezionale del 2010, dove non accolto impreparati al 100% tutti i tecnici, ma da lì hanno fatto esperienza proprio per cercare di alleviare alcune zone da eventuali futuri problemi. Noi siamo interessati anche a questa denominazione, deviazione delle piene, proprio è un accordo che è stato fatto dal Consorzio con la Regione e che quando arriva il messaggio della Protezione Civile noi dobbiamo prepararci per essere in grado di deviare le piene, vuol dire anticipare prima che succedano, prima che i livelli dei fiumi più importanti, faccio un esempio, il Bacchiglione che passa da Padova, noi riusciamo a intercettare l'acqua nei vari reticoli e riuscire a mandarla sia nel verso irriguo, cioè nel senso dalla parte vicentina verso la parte padovana, sia dalla parte padovana riuscirlo a mandarla nella parte vicentina, cioè facciamo un'autostrada a senso unico da ambo le parti. E in questa maniera riusciamo a anticipare proprio il fiume più grande, più importante, e riusciamo a anticipargli le piene di qualche 10, 12, 15 ore. Vuol dire che riusciamo a scaricare dell'acqua prima che l'acqua naturalmente passi da quel fiume. E un dato un po' particolare che può rimanere in mente, nel 2014 dal basso vicentino, dallo scarico del lago di Fimon, che è il canale Bisatto, siamo riusciti a deviare in Bacchiglione 25 milioni di metri cubi, vuol dire 23 volte il lago di Fimon, per fare una misura. Nel 2015 ne abbiamo deviato 5 milioni. Nel 2016, cioè in una settimana a cavallo tra fine febbraio e inizio marzo, ne abbiamo deviati circa 3 milioni e mezzo. È stato necessario, quindi? Era necessario perché il Bisatto dopo va a passare per Este e tutta la zona sia abitata che la campagna che è nei dintorni, nel circondario. Sì. Per cui se noi riusciamo ad anticipare a monte questa piena, questo livello di piena, di punto di emergenza, riusciremo sempre a salvare del territorio che è a valle. Per cui abbiamo proprio dei dati a livello delle sperimentazioni a livello ingegneristico che ci permette, con gli accordi, ripeto, a livello regionale, bisogna che per forza riusciamo ad anticipare questo evento. Quindi per poterlo anticipare voi dovete avere anche una compagine tecnica di alto livello preparata. Come funziona il coordinamento poi? Ecco, ripeto, noi abbiamo i messaggi della Protezione Civile che arriva in tutti i consorzi, tutti gli enti, per cui già qualche ora, qualche giorno, sì, 24 ore prima dell'evento previsto, noi siamo già attivati per l'emergenza, per cui tutte le nostre maestranze sono al servizio di quelli che sono gli ordini che partiranno dagli uffici regionali. Abbiamo sì internamente, ma usufruiamo anche di tutto quell'apparato tecnico dei consorzi, dei 3 consorzi elementari che ci hanno formato, per cui c'è un reticolo a livello di esperienza e anche effettivo nel territorio di tutti quei dipendenti che danno in tutte le ore del giorno e della notte il servizio, che è fenomenale, per cui li ringrazio, ecco, anche se non gli arriverà questo messaggio, ma vorrei proprio ringraziare perché la disponibilità di 24 ore su 24 in quei momenti c'è sempre. Non è assolutamente da cosa da poco. Ecco, per spiegare, rispondere quindi al messaggio, intanto vediamo appunto le immagini che scorrono, che sono anche molto molto accattivanti. Un altro messaggio però, intanto la classica situazione italiana, vedremo che avrete proroghe all'infinito, vedrete che avrete proroghe all'infinito. In questo momento non so se augurarmele le prove come presidente di questo consorzio o se posso anche forse dire non servono a nulla le proroghe, perché non si può impostare un'attività di un consorzio o di un ente che vuole incidere per il territorio su delle proroghe che non hanno nessun fine a se stesse. Finanziamenti dove arrivano? Allora, noi viviamo su le quote in percentuale dei 3 consorzi, cioè vuol dire i 3 consorzi che utilizzano nelle varie percentuali
l'acqua che noi deriviamo, sono obbligati a versare per il mantenimento dei dipendenti della struttura la quota in parte. Cioè, se un consorzio Bassa Padovana Leuganeo ha nel nostro bilancio idrico il 52% della risorsa della nostra concessione, ha il 52% dell'acqua riservata, ha anche il 52% del nostro bilancio da versarci. Dopo abbiamo una integrazione al nostro bilancio da qualche anno a sta parte di contribuzione sotto accordo interregionale del consorzio di depurazione di Arzignano, denominato Arica, perché riusciamo a avere per 365 giorni all'anno uno scarico dedicatogli nel fiume Fratta, per cui anche questo consorzio, è un altro consorzio, contribuisce al nostro mantenimento. Dopodiché tutti gli investimenti e manutenzioni che noi facciamo, se non quelle ordinarie perché fanno parte di questo bilancio, quelle straordinarie sono sempre a capo della Regione. Perfetto. Prospettive future, quindi progetti futuri. Prospettive future, allora noi abbiamo in essere oggi 2 lavori sempre finanziati dalla Regione per la manutenzione straordinaria della parte iniziale del canale. Ne abbiamo un altro in via di definizione, un grossissimo investimento che la Regione vuol fare per il rifacimento delle lastre, perché noi abbiamo un canale pensile formato da delle lastre di cemento che con la vetustà del canale si stanno degradando, per cui bisogna piano piano rifarle e rimanutenzionarle. Dopodiché noi siamo attenti a tutte quelle che sono le possibili ed immaginabili progettazioni, proprio perché vogliamo rimettere a nuovo sia gli argini che l'interno, proprio per non avere quello paventato estate 2015 e vedere che partiva a Belfiore una quantità di acqua e arrivava a Colonia Veneta o nel Bacchiglione a Cervarese ne arrivava qualcosa di misura inferiore, vuol dire che avevamo delle perdite durante il percorso. E allora bisogna che in questo periodo andiamo in cerca di vedere dove sono, di individuarle queste perdite. Ecco, i finanziamenti e i progetti sono questi. Però quello che vorremmo sviluppare è proprio la zona servita, portare dagli 85.000 ettari di adesso, riuscire nel giro di qualche anno, perché la bacchetta magica non ce l'abbiamo, ma riuscire magari a finire il mandato con un obiettivo raggiunto di fornire almeno 120.000 ettari, ben sapendo che ci sono alcune direttive a livello comunitario che bisogna andare verso il risparmio dell'acqua. Esatto, per cui noi vorremmo investire anche a livello di risorse umane, di quelle persone che stanno oggi studiando la maniera per risparmiare l'acqua a livello irriguo in agricoltura e cercare di sfruttare la minor quantità possibile dell'acqua data per ogni ettaro nel sviluppare la quantità di ettari serviti. Cioè noi siamo impegnati sia ad ottenere l'acqua ma anche a risparmiarla l'acqua, proprio per cercare di sviluppare l'area servita. Che non è una cosa da poco. Cioè, Mi sto rendendo conto che non è una cosa da poco, perché dal pensarla e realizzarla c'è una bella differenza, perché se l'agricoltore, se l'utilizzatore è abituato a servire o a utilizzare l'acqua in un'determinata maniera, andare a dire risparmiela. Bravo, e là torniamo al solito discorso culturale, quindi la consapevolezza, l'informare le persone, l'insistere, che diventa anche questo vostro ruolo a questo punto, perché altrimenti non riesce ad arrivare all'obiettivo. Fa parte del nostro sogno iniziale. Allora, noi cercheremo nei limiti del nostro possibile di aiutarvi a coronare questo sogno, dando informazioni a voi cittadini, rendendovi partecipi dell'attività importante svolta dal Consorzio LEB. Purtroppo per voi, l'acqua non è il petrolio, è infatti. Verissimo. È un dato di fatto, ma bisogna pensare invece che è così. Dovrebbe essere più importante, perché è più importante, anche se deve essere per tutti naturalmente. E detto questo, io la ringrazio di essere stato qui con noi. Grazie a voi telespettatori, grazie di averci seguito, di aver partecipato. Come sempre ci rivediamo domani, grazie.